Bene, 44 presenti, 44 voti favorevoli, la risoluzione è approvata all'unanimità. Il Consiglio regionale del Veneto, oggi in seduta straordinaria a Longarone, ha votato all'unanimità la risoluzione che ricorda la tragedia del Vajont e promuove la conservazione della memoria collettiva come presidio civico perché non si ripetano mai più simili disastri. A fare la differenza fu l'uomo per ragioni di profitto e di economia sregolata che non sono più ammissibili. Parole durissime pronunciate nella giornata della commemorazione ufficiale del 60° del Vajont, in calendario lo scorso 4 ottobre e rinviata a causa del lutto regionale per l'incidente del bus precipitato dal cavalcavia a Mestre. Il pomeriggio per i consiglieri è iniziato nel cimitero monumentale delle vittime del Vajont a Fortogna. Ad accoglierli il sindaco di Longarone Roberto Padrin, che ha illustrato il portale d'ingresso e il percorso fotografico. La sosta davanti ai monumenti, nella cappella e di fronte alle corone d'alloro. Al termine della cerimonia ha preso la parola il presidente Luca Zaia. Onoriamo la memoria delle vittime, ha detto, sollecitando ancora una volta le scuole ad affrontare il dibattito sul Vajont che deve essere materia dei programmi scolastici.